Ti romperanno, altro che città sabauda, ti romperanno il fino alla sera. Di questo, film di questo. Parliamone. Allora, non so nemmeno come lo intitolo questo video, perché benvenuto Gennaro Giannone, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, siete tantissimi, quindi io vi abbraccio a uno in una giornata molto particolare, perché succede veramente l'impossibile. Presentazione dei nuovi kit. Allora, noi anticipiamo, perché non sapevo ieri, no? Vi abbiamo parlato delle cose della Coca-Cola, eccetera, eccetera. È proprio successo e quindi andiamo a vedere con calma. Però contemporaneamente le visite mediche di cui parlavamo, Spinazzola, Rafa Marini. Ma buongiorno! Buongiornissimo! Caffè! Andiamoci a prendere questo caffè. Prima di tutto lasciate un like, perché oso dirlo. Io oso. I kit, la roba di allenamento mi gasa di più della maglietta gara home. Cioè, l'importanza, la forza di un brand internazionale ha un impatto sulla nostra fantasia, sulla nostra immaginazione. Non c'è niente da fare. È così. E quindi troppo bello. Troppo bello che sia arrivato in questi termini, ed era proprio quello. Ecco perché io mi chiedo perché Coca-Cola non sta sulla spalla della maglia home. Forse la metteranno dopo, non mi spiego il perché non lo fai a presentazione della maglia, o forse non si sono messi d'accordo, ma il fatto che eBay fosse spalla e poi training mi faceva pensare che se non è più eBay ma sarà Coca-Cola, Coca-Cola sarà training. E Coca-Cola training, ragazzi, è una roba bellissima. Sono più versioni, smanicato, t-shirt insomma di allenamento, felpa, poi c'è anche l'antivento, il giubbino vento. Il video di Kvara che vi dovete andare a vedere su quello del Napoli, perché rispettiamo i proprietari, è bellissimo. Devi usare Kvara, quelle proprio le cose che dicevamo, devi usarlo Kvara, devi sfruttarlo. Kvara è la tua punta di diamante, quindi che bello anche vedere facce nuove, vedere Ngong, vedere Rachmani, lo stesso Anghissà. Internazionalizziamo, non sempre di Lorenzo Polita e basta. Benissimo, che bello, e quasi esulta tutti insieme. E diventiamo poveri, perché durante la live di stasera verranno messe, penso, in vendita sui siti, e quindi diventiamo tutti più poveri, perché questa qua la dobbiamo avere tutti. Questo effetto di pixellini, che poi se vai a zoomare forse sono pure delle N del Napoli. Insomma, è una roba clamorosa, bellissimo. E poi facciamo pure un po' di storia, perché la connessione Coca-Cola, perché è qui che nel 1955 è nata Fanta, e mi sono incuriosito. Fammi andare a vedere che è successo. La Fanta viene ideata in Germania da Max Kiff, principale imbottigliatore, e si era inventato questa cosa della Fanta, ma fu cessata, questo nel 1940, fu cessata la produzione a Napoli. Dovevano sistemarla nel 1955 a Napoli, nello stabilimento Snibeg, società napoletana imbottigliamento bevande gassate. Grazie all'intervento di Ermelino Matarazzo di Licosa, si produsse per la prima volta la Fanta nella sua formulazione con arance maschi, dando vita al prodotto che oggi conosciamo. Quindi c'è anche un collegamento storico tra la Coca-Cola Company e Napoli, e che bello. Quindi gasa tantissimo questa roba, e soprattutto è la giornata in cui stiamo vedendo, ho visto Spinazzola fare qualche foto con bambini con la maglia del Napoli, e quindi la certezza, se le visite mediche sono andate bene, la certezza che tra un po' ci sarà l'ufficialità. Idem Rafa Marin, che è arrivato a Fiumicino, adesso va a fare le visite mediche. E Buongiorno forse si deve aspettare ancora qualcosina. Buongiorno era a Torino al Philadelphia, e lo hanno intercettato i tifosi del Torino. E qualcuno, insomma, è stato pure molto carino, dice, gli fa proprio l'in bocca al lupo, dice vai a vincere quello che puoi vincere nella tua carriera, e poi torna. Magari Lentini ha fatto così la sua carriera, e poi è tornato alla fine proprio con grande affetto. Sei un figlio del Toro, sei un figlio di questa città, va benissimo, torna, ti aspettiamo, in bocca al lupo. Molto carini. E poi invece si sentiva a rompere i coglioni, si cominciava a sentire gente uno che cominciava a infastidirsi, sai, quel prurito acerbista che
Perché? Perché evidentemente c'era un tifoso del Napoli o semplicemente qualcuno di Napoli che proprio non si sopporta la presenza, che stava vicino evidentemente per scorgere per un selfie, una foto o anche un autografo, e non ce la fa e dice questo. Ti romperanno, altro che città sabauda, ti romperanno il cazzo dalla mattina alla sera. Firmami questo, dammi questo, dammi questo. Sono sportivi, no, perché vogliono bene. Ma che cazzo sei sportivi? La manica di rincoglioniti. Che bello, che bello. Prima di tutto metti in difficoltà il ragazzo, metti in grandissima, se veramente vuoi bene a Buongiorno, lo metti in grandissima difficoltà, perché lui non sa che se ti deve rispondere, se non ti può rispondere, ed è bravissimo Buongiorno che dice no, quando mai. Bravo lui. Poi tu che stai facendo? Non stai facendo la stessa cosa, firmami questo, idiota! Quindi veramente, ragazzi, non si estirpa, sono 4 scemi, quando mai. Non si estirpa proprio niente, è proprio nel DNA di qualcuno, proprio c'hanno il prurito, non ci sopportano e vanno in freva. E io stavo leggendo su Twix che qualcuno che non si convinceva, dice vabbè, ma fosse andato all'Inter e uno ci ma proprio là devi andare. Quelli veramente sono andati in freva, preferiscono andare a vendere alle solite note, è una cosa incredibile. Quindi vieni a casa, poi vieniti a prendere il caffè, ma quello vero, vieni e vieniti a godere anche una città che probabilmente, per chi ha le possibilità anche economiche, i calciatori le hanno, è una delle migliori, delle più belle, delle più anche godibili, anche a livello di clima, senza nuvole imperanti sempre. Vieniti a godere questa cosa. Il prezzo da pagare è semplicemente amore per la maglia, sudore, amore per quello che è il tuo lavoro, ce ne frega assai la maglia, poi tu la baci, poi dopo vai da qualche altra parte, non fa niente, sudi la maglia, il tifoso lo vede, il tifoso ti rispetta, dimostra di andare sempre oltre le tue possibilità, le tue capacità, e sarai ricoperto di amore, di gloria, di onore, di favore, perché noi sì, è vero che il tifoso è un po' invadente, regalami qualche cosa, sì, siamo così, non lo dobbiamo negare, ma in cambio diamo anche tanto, in cambio ai calciatori gli apriamo le porte di casa nostra, dei nostri business, dei nostri ristoranti, dei nostri garage, gli apriamo la porta, veniamo a prendere, li facciamo, non pagano niente, quindi diamo anche tanto, chiediamo ma diamo anche tanto. Quindi questo è una conferma che Buongiorno è a pochi minuti, a pochi passi anche lui dalla conclusione. Per quanto riguarda il continuiamo ad aspettare, ma ne potremo parlare tra qualche ora in live, perché voglio parlarne con voi. Molto bene. Poi su Twix sto diventando fastidioso, ma questo è un altro paio di mani. Devono rimanere separate la vita di Twix e la vita di YouTube e delle altri social. Però, visto che era l'intuizione della Coca-Cola lì, lanciamola un'altra intuizione finale. Visto che MSC nasce come mini sponsor sotto la Lete per un periodo e il contratto con MSC è di 3 anni, quindi hanno fatto l'anno scorso, facciamo quest'anno, magari facciamo l'anno prossimo come main sponsor principale, e che ne sai che con la Coca-Cola, se le cose vanno bene, e ci aggiungo come battuta, se non fermiamo le conferenze, quindi abbiamo più possibilità, più brand, un domani di vedere Coca-Cola sulla maglia come si era ipotizzato e come erano usciti i fake delle maglie dell'anno scorso, veramente ti dà un non so che di step in avanti, legarsi ad un brand importante, più importante anche di te, mica male onestamente, mi esalta, mica sono piccole cose che mi gasano. Dobbiamo dire. Dai, da New York, Valerio Fluto è tutto, ci vediamo live, lasciate i like nel live e anche qua nel finale, così andiamo a sfogare proprio alla grande. Dai, è una giornata pazzesca, è un martedì pazzesco, lunedì, a più tardi.